Presidente allora adesso sì, non tagliamo la tua perché è molto emblematico. È stata una battaglia dura perché con la crisi che c'è in questo momento riteniamo di aver ottenuto un grosso successo, di aver portato tanti espositori e in questo momento di vedere anche molti cittadini che hanno risposto. Siamo direi abbastanza contenti di questa edizione. Parliamo evidentemente anche del Vieni Vedi Gusta in questo caso particolare, che comunque è una delle fasi più importanti della fiera di primavera, ovviamente. Purtroppo il tempo non ci sta sostenendo, però abbiamo visto già dall'inaugurazione che risponde molto positivamente il nostro pubblico. La battaglia del riso ormai ha preso piede, sono le due manifestazioni più importanti della fiera oltre all'esposizione campionaria e abbiamo dei ristoranti che vogliono assolutamente venire a questo e dobbiamo dire che anche qui il successo dei cittadini è stato fondamentale perché abbiamo pieno tutta la sera. Un ringraziamento doveroso per questo è alla Proloco, la nostra Proloco che senza di questa associazione non potremmo portare avanti tutte queste bellissime manifestazioni, quindi grazie alla Proloco. Abbiamo detto che sicuramente avremo un grosso afflusso di gente, perché non sfruttare anche per mettere in mostra le nostre associazioni del volontariato che sono importantissime, fanno cose che il Comune non riuscirebbe a fare, quindi a loro va il nostro più grosso ringraziamento, le nostre associazioni.